Erano quasi un centinaio le persone che hanno partecipato all'evento Bonifica sotto le stelle, un momento divulgativo di interesse regionale che ha visto protagonista il Vicentino e i 2 bacini di laminazione che presto vedranno la luce. Il primo interessato dalla visita è stato quello di Trissino che una volta ultimato nel 2018 andrà in aiuto a quello di Montebello, costruito 90 anni fa ed entrato in funzione ben 175 volte. Un bacino fondamentale che però non è più sufficiente. Il nuovo invaso di Trissino vale 17 milioni di euro e per la sua realizzazione verranno asportati 1.800.000 metri cubi di terra e ghiaia. Sicuramente per mettere in sicurezza tutte le zone del Veronese, del Padovano e del Basso Vicentino che giustamente lamentano le difficoltà legate a delle alluvioni continue, perché questo cambiamento climatico che è sulla faccia di tutti, insomma sugli occhi di tutti, sta provocando danni a non finire per infrastrutture, case, strade e quant'altro. Quest'opera, unica nel suo genere in tutta Italia perché si azionerà in totale autonomia in caso di bisogno, andrà ad affiancarsi al bacino di laminazione di Caldogno, pressoché ultimato, che consentirà di togliere dal Timonchio 4 milioni di metri cubi d'acqua per salvare Vicenza da eventuali nuove alluvioni. Il costo dell'opera, che gode di 4 chilometri di nuove argini, ammonta a 21 milioni di euro.